Quindi lo stomaco reagisce a quello che fai fatica a digerire. Quindi situazioni, persone, ingiustizie, parole. È la prima parte del corpo che si chiude quando vivi qualcosa che non riesci ad accettare e che, allo stesso tempo, non puoi cambiare. Qualcosa che non riesci a digerire. 3 domande. Prima domanda: cosa in queste settimane o mesi, direi anche anni a volte, non riesco proprio a mandare giù? C'è qualcosa che non riesco a digerire, ma in modo figurato ovviamente, non il cibo, perché ovviamente dare la colpa al cibo è la prima cosa che possiamo dare. Domanda 2: chi mi fa ribollire da troppo tempo senza che io lo stia mai dicendo apertamente? Qualcosa che tu, ti tieni dentro lo stomaco, che può essere anche il fatto di, per esempio, accudire un'altra persona, okay, per esempio, e magari una persona familiare, ma tu questa cosa non la puoi digerire per tanto tempo. Ovviamente ti senti in colpa, inizia il conflitto sul conflitto, okay, paura su paura, perché dici: "Già ho questo conflitto mio e in più se devo mettere da parte il fatto che questa cosa che sento non è neanche giusta dirla, beh, allora lì c'è un conflitto sul conflitto." Domanda 3: quale verità sto ingoiando? Verso me stesso o verso qualcun altro, senza riuscire a tirarla fuori?